Ciao, oggi devo andare in banca perché ci sono delle carte da firmare, però le dovrei firmare sia io che Davide, solamente che Davide a mezzogiorno in questo periodo non è a casa perché sta lavorando un po' distantino e non ce la fa a tornare a casa a mezzogiorno, torna a casa alla sera. Per cui devo chiedere se possono darmi le carte segnandomi dove deve firmare, se possono darmele che io domani mattina gliele riporto, che allora questa sera le firmo e domani mattina gliele riporto. Vediamo se si può fare questo discorsetto. Poi devo andare a caricare la carta, di caricare la carta prepagata per fare acquisti su internet. Allora, le carte me le hanno date, così posso tranquillamente fare la firma. Sono riuscita a ricaricare anche la carta prepagata per fare acquisti online e adesso sto pensando di fare quell'acquisto su quel sito che vi rimetto qui il nome che vi avevo fatto vedere anche nel vlog precedente di Te. Allora, oggi, anche se è pomeriggio, volevo andarmi a prendere il pranzo per domani a mezzogiorno al Burger King, perché visto che la mattina fino alle 11 non aprono, io sento caldo, non so se domani mattina alle 11, anche perché se parto presto, per dirvi domani mattina alle 8:30, 9, parto per portare la carta in banca, quella che vi avevo detto sulla clip precedente, poi aspettare alle 11 mi diventa pesante. Va bene che potrei girare per negozi, però i negozi sono quelli e penso di annoiarmi. Allora ho pensato, oggi pomeriggio vado a prendermi il paninetto, così l'ho già pronto per domani a mezzogiorno. Nel frattempo volevo raccontarvi una storiella, non so come vada a finire, però si sta mettendo bene. Io ho fatto l'altro giorno un acquisto sul sito Mulac, però quando ho fatto l'acquisto sul sito Mulac, nell'attimo stesso in cui ho dato il via al pagamento, il sito Mulac si è bloccato. Io non sapevo se il pagamento, nell'attimo così, non sapevo se il pagamento ci fosse stato questo o d'altro. Poi nel giro di 5 minuti mi è arrivata l'email sia da parte della banca che il messaggino da parte della banca e l'email da parte del sito PayPal che Mulac fa riferimento per i pagamenti, che il pagamento è stato effettuato, però sono passati quasi 2 giorni, un giorno e mezzo, non ho ricevuto nessuna email di riferimento dell'ordine che sia del numero dell'ordine che sia stato spedito questo ed altro, anche perché secondo loro in 24-48 ore fanno la spedizione degli ordini. Allora io questa mattina ho spedito un'email dicendo che tot giorno ho fatto quest'ordine un attimo prima che il sito si bloccasse, che non mi è arrivata nessuna email di riferimento che l'ordine è stato eseguito, ho solo la ricevuta di pagamento da parte della banca che i soldi se li sono presi. Allora, ho lasciato il numero della ricevuta e mi hanno risposto, io l'ho fatta l'email alle 10 e mezza di mattina, mi hanno risposto all'1:30 che stanno controllando. Adesso vediamo come va a finire. Per il momento sono rimasta con quell'email che stanno controllando, adesso sto aspettando. Comunque adesso vado a prendere il paninetto e poi volevo anche prendere il gelato, perché per quest'oggi che è così caldo ho fatto un po' di riga da una parte perché vorrei farmi ricrescere un attimo anche la frangia, però mettendola al centro non mi piace molto. Ho provato a metterla qui di lato, comunque fa caldo. Qui dentro c'è il gelato, neanche lo apro, lo metto direttamente in congelatore perché scommetto che è mezzo sciolto. Vi dico che quando sono salita in macchina segnava 37 gradi. Mentre da Burger King ho preso il crispy, questo qui, che è più piccolo degli altri, del steakhouse per esempio. Quasi quasi dovevo prenderne 2. Ho preso le freeze chicken. Beh, queste ne ho già assaggiata una e sono buonissime. La Coca-Cola, le patatine e qui c'erano queste. Questa mattina sono riuscita a portare le carte della banca, le ho riportate a posto. Adesso siamo nel pomeriggio, sono riuscita a parcheggiare un po' all'ombra, sono 38 gradi e mezzo. Sono le
15:36 e devo andare a pagare la bolletta. Poi volevo andarmi a prendere una pizza per questa sera, di quelle che dove c'è l'ipermercato hanno adibito un settore dove fanno panini e pizze e non li ho mai assaggiati, per cui ho pensato di prenderne un trancio per assaggiarla questa sera. Per quanto riguarda il discorso della Mulac, il pacco allora praticamente mi è arrivata un'email che dai loro sistemi non rilevavano l'ordine, ma comunque dal pagamento da PayPal hanno visto che il pagamento io l'ho fatto e mi è arrivata un'email con scritto questo e che il pacco mi sarebbe stato spedito giorno dopo, praticamente oggi. Allora, dopo questa email ieri, dopo mezz'ora mi è arrivato un'altra email con l'ordine Mulac fatto, per cui è tutto a posto. Adesso è tutto più regolare rispetto a come facevo gli altri ordini. Adesso ho il mio numero d'ordine e in teoria il pacco dovrebbe essere spedito oggi e in teoria dovrebbe arrivarmi domani, ma dipende tutto adesso dal corriere. Comunque è andata a buon fine, dopo che realmente il loro sistema non vedevano il mio ordine, perché a me, quando ho visto che cliccando sul pagamento si è inceppato un po' tutto e non sapevo più se era andato a buon fine o cosa, neanche loro riuscivano a vedere nei loro sistemi che il mio ordine era stato fatto. L'hanno visto tramite PayPal del pagamento. Io ho dato il numero di ricevuta del pagamento e con quello mi hanno rintracciata. Comunque fatta anche questa esperienza. Poi ho acquistato il tè dal sito Kusmi Tea, però mi sembra su altre clip di avervi detto che c'era con 30 euro ti facevano le spese di spedizione, ma non è vero, vogliono 80 euro per fare le spese di spedizioni gratis. Io avevo visto una promozione che se prendevi tot prodotti loro ti facevano le spese di spedizioni con 39 euro, con 30 euro, insomma quello che era, ma non avendo questa promozione non dovevo spendere 80 euro. Io gli 80 euro ho deciso di non spenderne, ho speso 40 ed è sempre un po' meno rispetto alla Fit Via. Adesso provo a vedere che gusto ha questo tè. Questo tè dovrebbe arrivarmi lunedì, in base a come, quando ho fatto l'ordine mi hanno già scritto che più o meno dovrebbe arrivarmi lunedì. Poi di solito è il corriere che poi ti dice te lo sto portando. Comunque ho provato a fare questo acquisto di tè e vediamo se è buono, cosa arriva, altrimenti non lo prendo più, anche perché se tu spendi gli 80 euro ti va anche bene, non hai le spese di spedizione, ma sono 8 euro di spese di spedizione. Io ho voluto farlo lo stesso perché ho deciso ho preso meno prodotto e ho deciso di provarle lo stesso, che gusto che ha, giusto per rendermi conto che gusto che ha questo tè, perché ho visto delle recensioni che ne parlavano bene, per cui ho detto lo provo, altrimenti nel limite lo prendo una volta e non lo prendo più. Poi sono andata a curiosare sul sito di Pompadour e anche lì, ma sono sempre i soliti tè più o meno, e lì sono sicura vogliono 25 euro in totale sull'ordine per fare le spese di spedizione gratis, però lì il tè costa 3-4 euro, per cui se no bisogna prendere il tè quello a piramide, che mi sembra che costi sui 7 euro. Io sto parlando per facilitare il discorso di arrivare alle 25 euro e non avere un ammasso di tè. Ma comunque vediamo se quello lo faccio. Quello non l'ho fatto, intanto ho pensato Pompadour più o meno qualche gusto l'ho già assaggiato, perché qui nei supermercati oppure da Tivotà non tengono tutti i gusti e qualche gusto lo salto perché non lo tengono proprio in negozio, ed era per questo motivo che ero incuriosita anche del sito di Pompadour. Ma nel frattempo ho preso questo di Cosmi,
Cusmi e sto provando questo. Bene, adesso vado a pagarmi la bolletta e vado fuori a 38,5 gradi. Le pizze sono lì per terra e le apro dopo, ne ho presi 3 spicchi, poi ve le faccio vedere. Mentre di qua, visto che ho visto la crema al caffè, ho deciso di prenderne una. Adesso la assaggiamo e vediamo se è buona. Mangiata la crema al caffè, mi sto sciogliendo perché qui c'ho acqua, c'ho acqua. E comunque la crema al caffè era vi dico che quella che ho mangiato in Puglia l'anno scorso era più buona. Comunque dai, per assaggiarla niente male. Intanto mi sono un po' rinfrescata tra virgolette perché adesso ho sete, mangerei ghiacciolo, stiamo a perdere. Questi sono i 3 tranci che ho preso di pizza, margherita con il Worcester e con il salamino. E l'ho pagata meno rispetto a quella che avevo preso l'altra volta da Spizzico, perché di questi 3 pezzi ci ho dato 6,90 €, mentre da Spizzico ci avevo dato 8,90 € di 2 spicchi. E questa qui è la mia cena per questa sera. Sono le 8:15 e ho già fatto il giretto perché ho dovuto andare via presto perché dovevo andare a ritirare questi pantaloni dal lavasecco che sono di Davide. Però sono andata via presto perché praticamente ho 2 pacchi in arrivo. Uno sono sicura che me lo portano oggi, il tè Cusmi Tea. Dovrebbe, almeno l'email mi è arrivata che dovrebbe arrivare oggi. Il pacco di Müller, che c'è la GLS, e quello non so se riescono a portarmelo oggi o altrimenti lunedì. Però in più ho la caldaia che fa un rumore strano quando parte per scaldare l'acqua. E ieri sera ho chiamato il tecnico e mi ha detto che mi chiama se riesce a passare oggi, altrimenti passa lunedì. Per cui ho fatto il giro in fretta perché non so se viene il tecnico oppure no. Per cui è una rottura dover aspettare. Almeno mi dicevano, guarda, veniamo alle 2 del pomeriggio. No, lui mi ha detto, se faccio in tempo passo in giornata, come se avessimo tempo da perdere, da rimanere sempre qui ad aspettare. Comunque è andata così. Questo è il pacco che ho ricevuto da Mulak. Dentro questo sacchetto c'era il pacco confezionato in queste palline, la carta. Questi sono campioncini che mi hanno dato, che io non ho richiesto ma me li hanno dati lo stesso. Uno è uno shampoo nutrienti intensivo, l'altro è un olio siero per capelli e questa è la Trinity 3 in 1 crema viso. E questi sono i prodotti che ho preso. Ho preso la Bird Sweet, questa qui, In My Bird Sweet, e ho preso anche il rossetto liquido In My Bird Sweet. Ho preso questa linea solo perché c'era anche il cofanetto con le varie tinte, però vedendo gli swatch non mi piacevano. Per cui, a parte Spogliami, che mi piaceva molto, che era un violaceo che mi piaceva, però lo vedo più adatto per l'autunno, per cui ho preso così. E invece questo è il pacco che mi è arrivato del tè di questo marchio, Cusmi Tea. Allora, questo è quello che ho ordinato. Qui c'è un mix di tè, è una confezione adatta per chi vuole assaggiare un po' dei loro tè. Questa è una confezione di tè solo di questo, che è un detox, un blue detox, che dovrebbe sapere di ananas, almeno da quello che ho letto. E questa invece è una bustina in omaggio che mi hanno dato. Oggi mi sono decisa a fare questa torta al tiramisù della Cameo. Dagli ingredienti che ci sono già dentro nella scatola ci ho aggiunto del burro e del latte. Poi ho seguito tutte le istruzioni che c'erano scritte qui e questo è il mio risultato, che non c'entra niente con quello che c'è qui nella confezione. Una cosa comunque, io ci ho aggiunto i 300 ml di latte che indicano qui, ma secondo me è troppo. Credo che 2,50, 2,70 potrebbe già essere sufficiente come latte, perché la crema fa veramente fatica ad andensarsi.
Ed ecco qui il dolce sfornato dal congelatore, perché l'ho messo in congelatore che faccia più presto a rassodarsi. Questo è all'interno, questa è una fettina che mi sono tagliata. Allora, ieri era domenica e sono stata tutto il giorno in pigiamino e non ho fatto praticamente niente. Questa mattina ho provato già sabato a farmi un trucco con la nuova palette di Mulac, la In My Bird Suite, e questa mattina ho deciso di riprovarci e di farci e anche di uscire e di vedere che tenuta che hanno, perché sabato l'avevo solamente provata un po' di abbinamenti di colori e nient'altro, poi mi ero struccata subito e oggi ho deciso di provarla più a fondo, vedendo in un'ora, 2 ore che effetto che mi fa. Ho fatto questo make up, vi devo dire che come palette mi piace molto. Ora come ora la riga centrale fa un po' di fallout, la devo ancora studiare per l'applicazione, vedere se riesco a non fare un po' quel minimo di fallout che fa. Gli opachi, gli shimmer perfetti, si sfumano benissimo e non fanno niente. Sulle labbra, perché io ho preso anche aspettate, che il numero 01 in My Bird Suite, anche là il rossetto liquido che non ce l'avevo, e mi sono fatta arrivare anche questo, e questa mattina l'ho messo sulle labbra. Praticamente il rossetto liquido è opaco, lo vedete qui dai lati, mentre al centro ci ho messo un po' di luccichio, questo gloss di Urban Decay. Non so se li fanno ancora, perché io l'avevo preso l'estate scorsa giusto per fare l'effetto di lucidare un po' i rossetti opachi, e questo qui si chiama Dirty Talc e non saprei dirvi se li fanno ancora. Comunque questa colorazione mi piace molto, perché ha dentro è su questo colore così carne marroncino, però forse la telecamera la videocamera non lo riprenderà mai, però ci sono dentro dei luccichi sul rosa, sul lilla, ed è molto molto carino. Allora sono uscita, anche se fa molto molto caldo, perché devo andare in banca e devo andarmi a fare un po' di spesuccia, perché ho finito la verdura, ho giusto 3 pomodorini secchi messi lì, e volevo andarmi a prendere anche un po' di verdura, per cui sono partita presto per uscire un po' con più fresco, però vediamo se c'è fresco oppure no. E adesso devo aspettare che apri la banca, perché prima volevo andare in banca e apre alle 8:30, sono le 8:20, per cui devo aspettare questi 10 minuti e poi ci vado, anche perché io devo andare di là che c'è una banca di qua, ma di qua c'è un'altra banca, e ho visto che ci sono una decina di persone fuori che aspettano per entrare. Io spero di là di non trovare la stessa confusione, anche perché faccio tardi poi ad andare a fare la spesa. Beh, speriamo bene. È possibile, 40 minuti in banca, ero al numero 3 e non avevano il computer che si bloccava e non riuscivano a fare. Per fortuna alla fine l'hanno fatto, e per giunta ho incontrato qualcuno che non vorrei incontrare, che anch'io ho le mie antipatie, diciamo, e c'era che pure lei, cioè non so, guarda, un disastro stamattina andare in banca. Comunque alla fine sono riuscita a fare il prelievo che dovevo fare. Adesso vado a farmi la spesa. Ed eccomi qui con questa mega spesa. Vi dico che ho speso 113 euro, per cui a parte là, qui c'è l'acqua Brio Blu, poi ho preso le noci già sgusciate e una bottiglietta d'olio per condire di questo marchio. Ho preso della carne che l'avevo finita, non avevo voglia di andare in macelleria, per cui ho preso tutto dal supermercato. Non ne ho preso tanta, ma comunque ne ho presa. Ho preso queste qui che sono fettine scelte di bovino adulto che mi piace farle impanate. Poi ho preso petti di pollo che vanno sempre bene, gli arrosticini di pollo
E sempre di pollo ho preso questo qui che è scritto bio, che è scritto controfiletto di petti di pollo, vedremo che gusto che hanno. Poi qui dentro ho preso cose già fatte, praticamente ho preso questa qui che è la insalata caprese, poi ho preso tipo insalata di mare e di qua delle verdurine pastellate e di qua c'è un pezzo di formaggio che si chiama neve del grappa. Su un altro sacchetto ho preso qui del rosbif, qui un pezzettino piccolino di formaggio, me l'ha tagliato super piccolo, 2 burratine che sono queste piccole, le ho non è la prima volta che le prendo, le ho trovate buone. Qui non mi ricordo neanche, i tomini, 2 tomini ci sono. Passiamo alla borsa grande, scontrino, insalatina. Allora ho preso il lattughino, la valeriana e le carotine, i ghiacciolini. Per questa volta ho preso questi qui, non li ho mai assaggiati, chissà sono buoni, se ne sono dentro 6, ma vedremo. Il gelato Maxi Bon al cookie, questi qui con i biscottini dentro alla crema, e l'avevo già preso, visto che era buono e l'ho ripreso. Poi questi li ho presi che sono nuovi, cioè nuovi. Io della Nuita avevo preso le altre 2 versioni, quelle con le, adesso non me le ricordo, comunque ci sono 3 versioni di questo marchio Nuita, di questi stecchi, e adesso ho preso questo al cioccolato fondente e mirtilli dei paesi nordici. Poi delle cosa si chiamano? Sardine sour, pancetta affumicata che mi va sempre bene se voglio fare un attimino di pasta col pomodoro, ci aggiungo un po' di pancetta giusto per darci un po' più di gusto. Del burro ho preso questo qui fiore bavarese, poi ho preso questi snack Enervit Proteic, mi ha ispirato l'idea che ci fossero i pezzi di arancia e vediamo come sono. Un'altra torta cameo, questa volta l'ho presa al limone, quella al tiramisù è buona, almeno a me è piaciuta. Adesso provo questa al limone. Poi qui dentro c'è il latte, lo zucchero sia normale che di canna, il limone, la Pepsi, il chinotto e l'oransoda. Questa è stata tutta la mia spesa di questa mattina. Per quanto riguarda, vi dicevo, delle antipatie prima, perché ci sono quelle persone che è una mia vicina di casa, ma non mi fa stare bene. Cioè, lei è invadente, anche se è casa sua, riesce ad essere invadente lo stesso, in poche parole. Per cui ci sono dei lavori da fare qui in casa, da dividere, da stare più tranquilla, questo sì. Ma comunque è proprio un modo di fare che a me dà fastidio. E l'ho trovata in banca. Io spero sempre di non trovarla nei giri che faccio, giusto per stare più tranquilla. E invece l'ho beccata. Beh, comunque adesso vado a mettere principalmente in congelatore quello che va in congelatore, perché è caldo e si sta veramente sciogliendo tutto. E oggi pomeriggio giretto da Tigotà per un paio di detersivi, un po' di detersivo in polvere per lavastoviglie, per lavatrice, per lavatrice, un po' di ammorbidente e basta. Mi sembra di non mi serva, poi guardo se mi viene in mente dell'altro. E questa mattina ho preso principalmente cibo, anche se nel supermercato che sono andata tengono i detersivi, tengono sempre un po' leggermente meno scelta di del Tigotà, diciamo, per cui preferisco passare dal Tigotà, tanto i prezzi sono sempre la stessa cosa. Ed ecco qui la spesa fatta da Tigotà. Ho preso la carta igienica, scottonelle
e sempre scotonelle questa Maxi con olio di argan. Poi ho preso 2 soft pagati, questi li ho pagati e uno mi è stato dato in omaggio. Ho preso del tè, tisane dal mondo, ho preso questa qui, arancia, mela, ananas, limonetto e zenzero. Un altro detersivo in polvere Dash, il profumo per la lavastoviglie, questo qui della Finish. Per la prima volta ho preso per il VC Butter questo della Duc. Poi ho preso un altro tè bianco, mango e limone. Come ammorbidente questa volta ho preso quello spuma di champagne, il Ride per le mosche e questo qui il Calgon, questo qui con l'igienizzante gel antibatterico. Mi credete che mi sto sciogliendo? Io qui ogni tanto mi faccio così perché qui sotto mi sento completamente bagnata. Cioè, sì, sono 30 gradi, però sento molta affa rispetto agli altri giorni. La sento di più oggi. Sarà perché hanno messo verso fine settimana un po' di pioggia, allora forse c'è il giro di temporali che porta ad essere più affa. Comunque è molto caldo. Sono appena tornata da un'altra spesuccia. Per 14,99 € l'uno ho preso questi 2 vestitini. Mi piaceva questa fantasia e questa fantasia. Sono entrambi sul lungo, un po' più sopra delle caviglie, ma mi piacevano, tengono fresco. Adesso in questo periodo che è molto caldo, uno al giorno lo butto a lavare, non serve neanche stirarli, per cui perfetti. Sono appena stata da Bottega Verde per la raccolta punti di queste valigie, me ne manca uno, poi l'ho finita. Allora ho preso 2 doccia, questi che non lavano via l'abbronzatura, e visto che avevo già 2 punti, con questi 2 ci ho aggiunto altri 2 punti, con 4 punti mi hanno dato questa borsa mare, così ho recuperato anche la borsa mare e la trovo anche molto carina, a parte che le altre avevano la cerniera, mentre questa qui, non so se riesco a farvela vedere, è fatta con il bottoncino, non c'ha la cerniera. Comunque è molto carina. Io di solito le borse mare non le acquisto quasi mai e le recupero così con i prodotti che me le regalano. Poi mi sono appena fatta anche una lampada, visto che erano 15 giorni che non andavo al mare e cominciavo a vedermi un po' più chiaretta. Ho deciso di farmi una lampada e in negozio avevano questi prodotti. Allora, praticamente io di questo marchio Istomer ho già la crema con protezione solare 30. Allora ho preso questa crema che è un acceleratore di abbronzatura, andrebbe messo prima di mettersi la protezione solare. Poi ho preso questa acqua spray che avrebbe l'effetto di rinfrescare, va shakerata perché questa parte più scura che vedete sopra è olio, ha la protezione 6 e va shakerata ed è un attivatore anche questo di abbronzatura, però è anche rinfrescante perché mi ha detto alla mattina di mettere questo, l'acceleratore, la protezione 30, poi durante il giorno se ho caldo, se voglio un attimo rinfrescarmi, se voglio anche attivare e riattivare l'abbronzatura, di spruzzare questo prodotto, però prima devo shakerarlo.